Festeggiata oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e dei Marinai, presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Si è tenuta una breve manifestazione commemorativa, durante la quale sono stati assegnati anche i diplomi di lodevole servizio al personale pensionato durante l'anno 2018 e ai vigili che hanno raggiunto i 15 anni di servizio. Successivamente i marinai della Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco si sono ritrovati nella chiesa madre di Porto Empedocle, dove è stata celebrata dal cappellano militare la Santa Messa. Alla funzione hanno partecipato le autorità locali, civili, militari e religiosi, con in testa il prefetto di Agrigento. Festa di Santa Barbara, oggi protettrice dei Vigili del Fuoco e anche dei marinai. Ecco, i Vigili del Fuoco di Agrigento commemorano questa festa. Che significato assume oggi questa festa per voi? Allora, la festa di Santa Barbara, che è la patrona dei Vigili del Fuoco, dei marinai, come l'ha detto lei, di tante organizzazioni militari e civili che si affidano alla Santa contro i pericoli derivanti dagli incendi, dalle esplosioni. È un momento di riflessione, di bilancio e anche di festa per i Vigili del Fuoco, perché anche quest'anno possiamo rivolgerci alla nostra patrona invocando la sua protezione per i numerosi interventi che il Corpo Nazionale è chiamato a fronteggiare. Quest'anno il bilancio è di 6.500 interventi di soccorso che hanno impegnato tutta la nostra provincia, sia nella parte estiva, durante la stagione estiva, ma anche e soprattutto negli ultimi mesi a causa del maltempo che ha colpito duramente i nostri territori. Sono interventi di soccorso vario che accompagnano il cittadino nella vita quotidiana di tutti i giorni. Per noi quindi ha un duplice significato la Santa Barbara, quello religioso per chi è credente, ma anche quello laico, perché richiama allo spirito di corpo e ai valori della solidarietà e dell'impegno e del sacrificio che sono i valori dei Vigili del Fuoco. Oggi darete anche degli encomi a tanti colleghi che si sono particolarmente distinti, ecco, se ci può fare una sintesi. Sì, in questa ricorrenza c'è l'occasione per richiamare a questi valori di solidarietà, di impegno professionale attraverso la consegna di benemerenze che sono consegnate al personale che si è distinto in particolari interventi di soccorso, ma anche per il lodevole servizio prestato, quindi in occasione del compimento di 15 anni di anzianità di servizio oppure a conclusione del percorso lavorativo, quindi per i pensionati che ottengono il diploma di lodevole servizio a fine carriera. Ecco, ricordiamo il numero, il 115, che di solito insomma è un numero importante, no? Sì, ancora nella nostra provincia non è operativo il 112 che sarà il numero europeo, quindi rimane il 115 come numero di soccorso tecnico urgente. Le nostre sale operative la nostra sala operativa provinciale funziona H24 naturalmente tutti i giorni dell'anno ed è in sinergia con le sale operative delle altre istituzioni che concorrono al soccorso, le forze dell'ordine in primis, quindi Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche gli enti locali con la Protezione Civile che naturalmente coordina le attività di soccorso in occasione delle calamità o delle microcalamità.